Domenica 10 maggio la Dunata Nazionale degli Alpini entra nel vivo qui a Genova. Ci apprestiamo a vivere insieme la grande sfilata. Siamo nella zona dell'ammassamento e siamo pronti per ascoltare le voci degli alpini vittoriesi. Bisogna dire onestamente che la Dunata è stata preceduta da qualche polemica per la quale eravamo molto dispiaciuti. La città però ha risposto alla grande, ci siamo sentiti benvenuti, sono state giornate bellissime ma ci siamo sentiti veramente i benvenuti. Magari è anche una questione di aspettative, quindi qualcuno purtroppo è rimasto a casa, qualcuno è venuto. Io non ho mai avuto dubbi, ma il mio pensiero era che mai come quest'anno bisognasse essere presenti per dare testimonianza di quello che siamo. Sono senza voce perché in questi giorni cantiamo, ridiamo, ci divertiamo. Come in un'intervista fatta dalla Tenda TV tempo fa ho detto che l'amicizia è tutto qua, col cappello alpino o anche non. La bella cosa è che qui a Genova io, partendo un po', diciamo, non troppo felice, abbiamo trovato un'accoglienza eccezionale. E tra poco si sfila. Tra poco si sfila, ci auguriamo che non piova visto che non abbiamo l'impermeabile, per cui o se no comunque noi la prendiamo, alpini siamo e alpini rimaniamo. L'emozione come sempre anche quest'anno è grande, è grandissima. La città di Genova si è verificata accogliente, una cosa meravigliosa, non ce lo aspettavamo, siamo partiti un po' prevenuti in base a tutte le dicerie, tutti i social che avevano messo in giro queste voci di malcontento, e invece devo dire che si sta verificando una delle migliori adunate degli ultimi anni.